consiglieri comunali. La Valsugana che verrà oggi in comunità montana per parlarne con i sindaci è arrivato il commissario della regione Vernizzi. Spostare l'uscita prevista a Rivalta a nord di San Marino è una delle ipotesi presentate questa mattina a Carpanè dai tecnici dell'impresa Pizzarotti, mandataria del consorzio promotore del project financing per la Nuova Valsugana. La comunità montana ha ospitato il primo vertice in loco sulla futura superstrada a Pedaccio. Dopo tante trasferte a Mestre, l'ultima il 22 marzo scorso, i sindaci della Valle hanno accolto a Palazzo Guarnieri il segretario regionale per le infrastrutture Silvano Vernizzi e i rappresentanti della cordata promotrice dell'opera. Sul tavolo le modifiche richieste dalle comunità locali. La proposta per sciogliere il nodo di San Marino viene giudicata interessante dall'amministrazione di San Nazario. Il sindaco Gianni Ceccon ha già dato ulteriori indicazioni che la regione si è riservata di approfondire. Le trattative continueranno nelle prossime settimane anche per risolvere il problema delle vie di accesso al cantiere. Presentato pure il primo studio sull'inquinamento al centro di uno specifico incontro a fine mese, sempre in Vallata. Le rassicurazioni dei tecnici non tranquillizzano però Solagna, il comune più minacciato dal possibile ristagno dello smog. Così com'è, con un viadotto destinato a incombere sopra il paese, mette in chiaro il vice sindaco Roberto Ferracin, il progetto per noi resta inaccettabile.